ci sono delle persone che hanno un valore intrinseco. Ieri ho parlato con Gaetano e gli ho detto: io, siccome mi hanno buttato fuori dalla maggioranza, non ti posso votare. Ma sono esagerato. Come esagerato? Cosa proseguirà del lavoro del presidente Miccichè qualora lei fosse eletto presidente oggi? Gli altri intanto sperano pensiamo niente. all'elezione, poi vediamo quello che dobbiamo fare. Per ora pensiamo all'elezione. Io ho già detto a Gaetano che proprio per un fatto in cui lui non c'entra niente, io oggi non lo potrò votare, ma se gli manca un voto domani o la seconda, quella che è terza elezione, il mio ci sarà sicuramente per lui. Per cui io, ma per un rapporto politico o per un rapporto personale? Assolutamente personale. Che governo sarà? Che legislatura sarà la 18ª? Saranno 5 anni assolutamente importanti, saranno 5 anni del PNRR, saranno i 5 anni, immaginiamo, della ripresa economica e degli investimenti. Abbiamo la fortuna e l'opportunità di avere un governo nazionale e regionale che hanno lo stesso colore politico, quindi quest'anno certamente non sarà l'anno delle passerelle, delle sfilate, ma saranno gli anni delle risposte e dei fatti. Questa è la nostra missione. Qual è la priorità del vostro governo? I primi problemi da affrontare? Le priorità del governo dovremmo chiederle al Presidente della Regione. Certamente c'è il caro bollette, certamente ci sono delle questioni che vanno assolutamente risolte in tempi utili. Non ci sarà più la scusa di rimandare a qualcun altro le proprie responsabilità, perché oggi siamo tutti dello stesso colore, quindi i problemi che ci sono a livello nazionale e a livello regionale, con un dialogo che certamente ci sarà tra i due governi, saranno sicuramente risposte per tutti i cittadini. Grazie.